prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nei principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Con Maria, donna premurosa nella carità, chiediamo al Padre di essere testimoni credibili del suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nei principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Con Maria, madre di Gesù,
chiediamo al Padre di poter generare anche con la nostra vita la sua presenza nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è prescritto nella legge del Signore. Con Maria e Giuseppe, obbedienti alla parola del Signore, presentiamo al Padre le gioie e le fatiche del nostro essere cristiani e nell'essere fedeli alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Un episodio strano nella vita di Maria e Giuseppe. Gesù, che si smarrisce, viene ritrovato dopo 3 giorni. Ti invochiamo, o Vergine Maria, qualora anche noi ci perdessimo nei grovigli della vita, aiutaci a ritrovare la strada, a ritrovare la meta, a trovare in Gesù il nostro punto di riferimento, affinché mai più ci possiamo smarrire nella nostra esistenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ti lodiamo, Maria, Vergine feconda, che con tuo Figlio Gesù
hai aperto le porte del paradiso alla nostra umanità, fragile, sofferente e affranta, ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature e non sempre pronta a rispondergli con amore filiale. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, dell'infedeltà, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose. Ti lodiamo, dolce Regina dell'universo, per la mediazione di ogni grazia che ci viene da Dio. Ogni volta che ci affidiamo totalmente alla sua volontà, come tu per prima hai fatto, per poterti imitare nelle nostre vite. Ti lodiamo, Maria, scelta di Dio. Ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita, per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Buongiorno a tutti. Sabato 12 luglio. Taci, esci da costui, dice Gesù a questo spirito immondo che tiene schiacciato un uomo che viene incontrato nella sinagoga. Sono parole dure, ma sono le parole che dovremmo imparare a dire al male. E cioè c'è questa voce nel nostro cuore che ci dice fai questa cosa, fai quest'altra, ma sappiamo che è male. E allora dobbiamo avere il coraggio di dire taci, smetti di parlarmi, vai via da me. Ecco, tante volte noi invece conviviamo sereni col male, lo ascoltiamo, lo facciamo entrare nella nostra vita, nelle nostre scelte. E invece Gesù dice dovresti zittire il male, perché solo quando zittisci questa voce inizi a sentirne un'altra, la voce che ti spinge verso il bene, che ti spinge ad andare incontro all'altro, ad abbracciare, a stringere le mani, a donare, e questa voce riempie di gioia la tua vita. Ecco, allora smettiamo di ascoltare il male, iniziamo ad ascoltare il bene. Buona giornata. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te
sospiriamo, gemmenti e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve, salve Regina, orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. Salve, salve Regina, Preghiera a San Giovanni Gualberto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Giovanni Gualberto, tu che hai abbracciato la vita del perdono e della penitenza, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici il tuo spirito di riconciliazione e di pace, affinché possiamo perdonare chi ci ha offeso e vivere in armonia con tutti. Fa che possiamo vivere con cuore puro e generoso, portando la luce del Vangelo in ogni angolo del mondo. Intercedi per noi nelle nostre necessità e difficoltà, affinché possiamo trovare conforto e forza nella misericordia e nell'amore di Dio. San Giovanni Gualberto, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. San Giovanni Gualberto, prega per noi e per il mondo intero.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode.
O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria.
O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve Regina, orsù dunque avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina,
Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, salve Regina. Pensiero di Padre Pio di oggi. Maria è la dolce madre che custodisce nel suo cuore ogni nostra preghiera e ogni nostro dolore. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Buongiorno a te, oh mio Signore, c'è la tua luce dentro al mio cuore. Tu sei la guida, sei la mia via, con te vicino non ho più paura. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Mi sveglio e sento la tua presenza, sei tu che doni pace e speranza. Ogni mattina il tuo amore è lì, che mi accompagna lungo i miei giorni. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Cammino il mondo col tuo respiro, dentro di me il tuo spirito
Nel tuo abbraccio trovo calore, tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore, tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore, per sempre vivo nel tuo splendore. Buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, buon fine settimana a tutti, Dio vi benedica sempre, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non abbiate dunque paura di loro, perché nulla vi è nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. 2 passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 12 luglio 2025, sabato della 14ª settimana del tempo ordinario. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci consegna una parola molto forte che ci tocca nel profondo della nostra esperienza umana. Quello che abbiamo ascoltato dal Vangelo di oggi è come un invito ripetuto di Gesù in più punti del testo: non abbiate paura. Noi tutti dobbiamo dircelo con sincerità, la paura è come una compagna di viaggio frequente, perché ognuno di noi ha paura della sofferenza, del giudizio degli altri, della solitudine, del futuro incerto, e in fondo tutti noi abbiamo anche paura di sorella morte. Vedete, fratelli e sorelle, oggi nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, Gesù ci parla con chiarezza. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Gesù in questo passo ci sta dicendo che la nostra vita non finisce con ciò che vediamo, con il corpo, con il tempo. La nostra vita è sempre custodita nelle mani di Dio e l'anima, che è veramente quella importante, nessuno può strapparla dalle mani del Padre perché appartiene a Lui.
Carissimi fratelli e sorelle, tutti noi viviamo in un mondo che spesso misura il valore delle persone secondo i criteri esteriori, in base alla salute, all'efficienza, alla bellezza, alla produttività, al successo. Ma Gesù ci richiama a un'altra logica, quella del Vangelo, dove il valore della persona non dipende da ciò che ha oppure da ciò che riesce a fare, ma da chi ama, se ama Dio o meno. Tutti noi, fratelli e sorelle, siamo preziosi agli occhi del Signore. Infatti Gesù ci dice nel Vangelo di oggi: perfino i capelli del vostro capo sono contati. Che immagine meravigliosa! Dio che ci conosce con una tale intimità che nulla di noi gli è estraneo, perché tutti noi siamo davvero figli amati, figli custoditi nel suo cuore. Carissimi fratelli e sorelle, in questo brano del Vangelo di oggi che ci viene donato nella liturgia, accompagna anche il brano conclusivo della storia di Giuseppe nel libro della Genesi, dove tutti noi ascolteremo in questa prima lettura che i fratelli di Giuseppe, colti dalla paura che lui voglia vendicarsi dopo la morte del padre Giacobbe, vanno a supplicarlo. Ma oggi leggeremo la risposta di Giuseppe nella prima lettura. Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di volgere tutto al bene. Vedete, fratelli e sorelle, Giuseppe è l'uomo che ha visto nella sofferenza e nel male subito un'occasione perché il disegno di Dio si realizzasse. Lui non ha negato il dolore, ma ha saputo collocarlo dentro una prospettiva di fede. Infatti Giuseppe ha scelto il perdono anziché la vendetta, ha lasciato che la grazia di Dio lo trasformasse, e così è diventato immagine di Cristo stesso che perdona dalla croce coloro che lo mettono a morte. Carissimi fratelli e sorelle, questa è la chiamata del discepolo. Non è sempre sopra il maestro, ma come lui. Infatti Gesù cosa dice? Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Eppure Gesù, nonostante le persecuzioni che abbiamo ogni giorno, non ci lascia soli, ci assicura sempre la sua presenza, ci manda lo Spirito, ci accompagna lungo la persecuzione e lo fa per sostenerci. Infatti cosa dice nella lettura di oggi? Non abbiate paura, anche se il mondo si oppone, anche se vi sentite soli. Anche se siete scoraggiati, ricordate il Signore è sempre con voi. Nulla va perduto, nulla è inutile, nemmeno le lacrime versate nel silenzio della notte. Tutto è raccolto da Dio, fratelli e sorelle, perché come ci dice Gesù, nulla vada perduto. Carissimi fratelli e sorelle, tutti noi viviamo spesso tempi di confusione, di smarrimento, anche nella Chiesa stessa. Ogni giorno vediamo divisioni, scandali, fatiche, ma anche qui il Signore ci dice: non temete, restate fedeli, restate veri, non vergognatevi mai di me, perché come conclude il Vangelo di oggi l'Evangelista Matteo, chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Questa, fratelli e sorelle, per tutti noi è una grande consolazione, ma anche una grande responsabilità, perché la nostra fede non è un fatto privato, non è da tenere nascosta come una cosa fragile, ma è testimoniare la vita, le scelte, la carità vissuta giorno dopo giorno, non solo nei momenti facili, soprattutto quando ci costa molto, in tutti quei momenti difficili. Allora oggi, fratelli e sorelle, impariamo da Giuseppe nella prima lettura la fiducia e il perdono, e poi impariamo da Gesù il coraggio e l'abbandono,
camminiamo tutti senza paura, anche quando il mondo grida il contrario. Noi annunciamo che la nostra vita è l'anima che non muore, l'amore che vince, Cristo risorto, e in questo troveremo sempre la vera pace. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 12 luglio 2025, sabato della 14ª settimana del tempo ordinario. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione.
Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo su un altro sacramento che è molto dimenticato ai giorni d'oggi, ed è il sacramento dell'unzione degli infermi. Questo sacramento è di grandissima utilità. Innanzitutto bisogna sapere che questo sacramento non è stato istituito soltanto per il momento della morte, ma anche per accogliere con fede e amore le malattie. Il sacramento dell'unzione degli infermi ha dunque diversi effetti. Il più importante di questi effetti è quello di donarci un conforto grandissimo al momento della nostra morte. Ci rimette i peccati quando è impossibile fare la confessione e se per il bene della nostra anima dona la salute al corpo. Scriveva San Vincenzo Maria Strambi: il nostro Redentore ci assiste nelle angustie, negli affanni e nei dolori in cui si trovano le anime nella separazione dei loro corpi, in quel momento da cui dipende la nostra eternità. Quindi volle assumere sopra se stesso le penose tristezze e le mortali agonie
e per 3 ore continue volle pendere agonizzante sulla croce, abbandonato persino dal suo divin Padre e lasciato in balia dei suoi barbari persecutori. Volle spargere il sangue suo preziosissimo fino all'ultima goccia sul duro legno della croce, anche per prepararci in morte un sacramento di conforto e di grazia qual è l'unzione, per mezzo della quale non solo si cancellano le reliquie dei peccati e si restituisce la sanità del corpo, se sia giovevole all'anima, ma di più si dà gran sollievo all'infermo, donando forza e coraggio per resistere alle diaboliche tentazioni, per soffrire con pazienza le molestie del male che lo tormenta e per un felice passaggio alla beata eternità. Poteva far di più l'amoroso Signore per il bene delle nostre anime? Pensate però quanto sangue, quante sofferenze e strazi gli costò tal sacramento. Chi può comprendere quali desolazioni di spirito, quali tristezze, quali pene che soffrì sulla croce? Entra, anima mia, nel cuore amatissimo del crocifisso Signore e contempla quali furono i dolori che soffrì sul Calvario per meritarci così efficace conforto nel punto della nostra morte. Le orrende bestemmie che sentiva su quel monte, la durezza dell'impenitente ladro, l'ingratitudine che prevedeva degli uomini, il dolore che straziava il cuore della dolente e afflittissima madre, erano tutte spine acutissime che gli trafiggevano il cuore. La sete che lo bruciava, l'abbandono del Divin Padre, che affanno gli causarono. E intanto, con l'effusione del suo preziosissimo sangue, preparava questo sacramento che addolcisce in morte le nostre sofferenze e le rende meritorie per la vita eterna. Egli affrontò le più tristi amarezze per rendere la nostra morte preziosa e soave. Formò questo sacramento come un vaso sacrosanto pieno del sangue suo perché avesse la virtù di conferire la grazia. Il merito e la soddisfazione guadagnata da esso col suo proprio sangue si applica ad ogni fedele che degnamente lo riceve. Ah, mio Gesù, che carità incomprensibile! Avevi ragione nel dire sulla croce: tutto è compiuto, perché più non potevi fare per nostro amore, preparandoci con l'effusione del tuo sangue tanti aiuti efficaci e in vita e in morte. E noi potremmo dire nel punto della nostra morte: tutto è compiuto? Oimè, se non facciamo in vita quel bene che tu esigi dalle nostre anime, se non osserviamo costantemente la tua santissima legge, se non adempiamo ora i nostri doveri, come ripetere in morte: tutto è compiuto? Anima mia, fa ora in vita tutto quel bene che vorresti aver fatto in punto di morte. Nel colloquio che segue, il nostro autore così si rivolge a Gesù: Mio Gesù, che grandi lezioni mi dai dalla cattedra della croce. Tu subisci l'amaro calice di tanti dolori, spargi tutto il tuo sangue per meritarmi una buona morte e un felice passaggio all'eternità. E io finora cosa ho fatto per dispormi a quel momento inevitabile da cui dipende la mia eternità? Per il preziosissimo sangue, dammi grazia fin da oggi di prepararmi a questo ultimo momento e fa che, confortato dai santissimi sacramenti, in virtù di questo sangue salutare, spiri l'anima mia nel tuo costato sacratissimo, affinché aspersa del tuo sangue venga a lodarti e benedirti nel cielo.
L'esempio finale, tratto dalla vita di San Camillo dell'Ellis, è il seguente. San Camillo dell'Ellis, devotissimo del sangue di Gesù Cristo, trovò gran conforto nell'ultima sua infermità nell'avere dinanzi agli occhi un'immagine di Gesù crocifisso della quale diede egli stesso il disegno. Questa immagine grondava sangue dalle sacratissime piaghe e molti angeli raccoglievano in tanti calici il sangue preziosissimo di Gesù Cristo e lo presentavano al Divin Padre. Il santo, in quegli ultimi momenti della sua vita, nell'ammirare quell'immagine, sentiva gran sollievo e si eccitava maggiore speranza nella sua eterna salvezza. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Siamo all'interno del santuario dedicato a Sor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio.
È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bachita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico o strungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bachita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bachita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, ecco, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bachita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Signore Gesù, che vivi per la mensa della parola e dell'Eucaristia, ti chiama alla conversione. Se riconosciamo di essere peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia. Signore, via che riconduce al Padre chi è dai sogni. Cristo, verità che illumina i popoli, Cristo è dai sogni. Signore, vita che rinnova il mondo, figli e dai sogni. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati, ti conduca alla vita eterna. Preghiamo. Questa messa c'è come intenzione di punto Don Santino. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Giacobbe diede quest'ordine ai suoi figli. Io sto per essere riunito ai miei antenati. Seppellitemi presso i miei padri nella caverna che è nel campo di Efron, l'Ittita, nella caverna che si trova nel campo di Macpela, di fronte a Mamre, nella terra di Canaan, quella che Abramo acquistò con il campo di Efron, l'Ittita, come proprietà sepolcrale. Là seppellirono Abramo e Sara, sua moglie. Là seppellirono Isacco e Rebecca, sua moglie, e là seppellì Lia. La proprietà del campo e della caverna che si trova in esso è stata acquistata dagli Ittiti. Quando Giacobbe ebbe finito di dare questo ordine ai figli, ritrasse i piedi nel letto, espirò e fu riunito ai suoi antenati. Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad avere paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: «Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto?» Allora mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre, prima di morire, ha dato quest'ordine. Direte a Giuseppe: perdoni il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre». Giuseppe pianse quando gli si parlò così, e i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: «Eccoci i tuoi schiavi». Ma Giuseppe disse loro: «Non temete. Tengo io forse il posto di Dio? Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini». Così li consolò, parlando al loro cuore. Giuseppe, con la famiglia di suo padre, abitò in Egitto. Egli visse 110 anni. Così Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione, e anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe. Poi Giuseppe disse ai fratelli: «Io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi e vi farà uscire da questa terra, verso la terra che gli ha promesso con giuramento ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare ai figli di Israele così: «Dio verrà certo a visitarvi e allora voi porterete via di qui le mie ossa».
Giuseppe morì all'età di 110 anni. Parola di Dio. Cerchiamo il tuo volto, Signore, colmaci di gioia. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. A Lui cantate, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo Signore. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo come il suo Signore. Ti hanno chiamato Beelzebul, i padroni di casa, quanto più quelli della sua famiglia. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella gena e l'anima e il corpo. 2 passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, questo brano del Vangelo e tutta la parola che abbiamo ascoltato ha un invito profondo a tutti noi, principalmente il Vangelo di Matteo. Non abbiate paura. È l'invito ardente di Gesù, ripetuto 3 volte in questo brano del Vangelo.
come un balsamo per ogni cuore turbato. Il contesto è missionario. Gesù prepara i discepoli alla fatica dell'annuncio, all'opposizione, ai rifiuti e persino alla persecuzione. Eppure, in mezzo alla tensione e alla fragilità umana, la parola di Dio semina coraggio. Persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Teologicamente questo brano sottolinea i valori della persona davanti a Dio. Il Padre non è un giudice distante, ma un custode intimo che conosce il dettaglio più invisibile della nostra esistenza. Il discepolo non è abbandonato al mondo, ma è chiamato a essere riflesso del Maestro, consapevoli che in ogni passo, ogni parola, ogni scelta vissuta nella verità è preziosa agli occhi dell'Eterno. Spiritualmente, chi viene questo di superare la paura del rifiuto, del giudizio e persino della morte, per restare fedeli alla nostra identità cristiana. Non temere coloro che uccidono il corpo ma non possono toccare l'anima. È una dichiarazione potente che rinnova la certezza che la nostra dignità non si misura dalle reazioni del mondo, ma dalla fedeltà al Vangelo. Questo brano è una carezza per chi si sente fragile. Gesù non ti chiede perfezione, ma fedeltà. Non ti chiede di essere forti, ma di essere figli amati, capaci di portare la luce in mezzo alle ombre e nel proclamare Cristo davanti agli uomini e gli promette di proclamare il nostro nome davanti al Padre. Ecco la nostra speranza.